Siamo qui in municipio Pieve di Soligo per la presentazione dei risultati finali della programmazione che abbiamo concluso nel 2014-2022. È stata un'attività molto intensa perché causa Covid poi si è sovrapposta l'altra programmazione 2024-2027. Al di là dei dati così numerici che dimostrano l'impegno svolto e i contributi arrivati nel territorio, circa 7 milioni di euro, quello che io ritengo precisare ed evidenziare è i risultati ottenuti nella cooperazione delle varie attività con i soci del GAL, dove ci ha permesso di fare innumerevoli progetti d'area molto interessanti, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista agricolo e quant'altro. La dimostrazione più importante, io ritengo, sia quella guida che ancora sta girando e che tutti vogliono, che raggruppa gli interessi di 22 comuni, ma poi possiamo parlare anche delle 28 piazzole realizzate in tutti i sentieri turistici del territorio del GAL. Quindi è una cosa che evidenzia l'importanza del lavoro svolto nel territorio del GAL Alta Marca. Oggi in questo incontro pubblico presentiamo i risultati dell'attività 2024 che ha visto la coesistenza di due programmazioni. Abbiamo completato la programmazione 2014-2022 AMALE e avviato la nuova programmazione 2023-2027 AMA. La programmazione chiusa si è incentrata su turismo, prodotti tipici, progetti innovativi, ha portato sul territorio complessivamente 7.300.000, di cui 6 milioni e 2 hanno finanziato progetti, complessivamente 37 bandi, 90 progetti selezionati, 81 chiusi, solo un 2% di economie su una cifra così importante, quindi economie per Vincerevo che per causa di forza maggiore per 9 progetti. Ecco, 100.000 euro per un'attività di cooperazione col docufilm e la restante parte, circa 900.000 euro, per la comunicazione e il funzionamento del GAL. Il nuovo piano di sviluppo AMA invece rappresenta intanto una nuova mission del GAL che non si occupa più di turismo per scelta del Veneto, ma si occupa di due temi molto sfidanti che sono i servizi per la comunità, per la qualità della vita dei residenti, e la creazione di nuove attività di impresa al di fuori dell'ambito agricolo, perché creare imprese è comunque creare posti di lavoro e quindi contribuire allo sviluppo. Il nuovo bando, il nuovo programma ha portato una dotazione di 3 milioni e 6, finora i primi contributi assegnati hanno riguardato proprio la creazione, con 63 beneficiari, la creazione di nuove attività di impresa. Adesso approfitto per annunciare che abbiamo 2 nuovi bandi e che il giorno 28 faremo un importante workshop per avviare un altro tema molto innovativo per il territorio, che sono la costituzione delle comunità del cibo e della biodiversità. Ecco, ricordo che questo piano di sviluppo AMA sta per Alta Marca Armonie di Comunità, Paesaggio, Cibo. Quindi questi sono proprio i 3 focus, i 3 temi che il GAL intende portare avanti. Con la nuova programmazione 2023-2027, soprattutto nel GAL, è emerso anche un nuovo bando per settori non prettamente agricoli. Infatti anche questo bando qua ha dimostrato una vivacità all'interno del GAL e una voglia anche di attivare nuove imprese nel territorio. Il GAL inoltre è anche presente in tutti gli enti locali con bandi specifici per valorizzare i prodotti del territorio e valorizzare anche l'area UNESCO in cui ci troviamo.